Eccoci con Antonio Tarrà, abbiamo come sottofondo l'esultanza dei ragazzi nello spogliatoio, grande partita, un 4-1 alla grande che non lascia spazio insomma, a dubbi su chi è stato in campo e ha padroneggiato, anche se ci sono stati due rigori, però anche il primo tempo si poteva forse chiudere sul 3-1. Un attimo sulla partita e poi un focus generale. Sul 4-1 al primo tempo potevamo chiudere. Comunque no, sono entrato dai ragazzi e addirittura mi hanno aggredito dalla gioia, dalla volontà che avevano veramente di vincere la partita oggi. Io gli do un grazie ai ragazzi, anche un grazie alla tifoseria oggi che è venuta in massa allo stadio. E cosa dire? Secondo me con la squadra che abbiamo oggi è fasulla la nostra posizione in classifica, però adesso siamo meglio perché siamo 9 squadre a 6 punti, quindi sarà un campionato, un girone di ritorno molto duro. Io spero che alla lunga riusciamo a uscirne fuori. Ecco. Sì, abbiamo un Mazzarella che sta andando avanti a doppiette e ci va bene così. Oggi se vogliamo trovare un piccolo neo, c'è stata l'espulsione del mister Giancarlo Maggio, gli ha rovinato un po' questa festa, ma neanche più di tanto insomma. Abbiamo fatto sotto la sua guida 2 vittorie in casa, un pareggio esterno, direi alla grande. Una delle mie paure, io gliel'avevo detto al mister, era quello che lui è un po' caldo, no? Ci sta. È un po' caldo, gli ho detto stai attento a non farti espellere. E come oggi lui è un uomo caldo, è un uomo del sud e reagisce in quella maniera lì. Comunque bene, abbiamo visto gioco oggi, questa è la cosa importante, la gente si è divertita. D'altronde oggi io l'avevo scritto nel mio sito, era un po' la partita della verità per vedere la consistenza del Portogruaro contro la capolista, insomma, che è tuttora capolista perché anche con questa sconfitta rimane saldamente al primo posto. Perciò abbiamo superato una prova importante e perciò sbilanciamoci su quali sono gli obiettivi per il girone di ritorno. Io, come l'ho già scritto anche sui giornali eccetera, io voglio quest'anno assolutamente arrivare ai playoff. Questo è un obiettivo e i ragazzi lo sanno, ne sono consapevoli di questo. Però l'abbiamo detto, lei l'ha detto strada facendo, perché all'inizio per scaramanzia non si dice queste cose, però adesso con la forza che abbiamo con i ragazzi e tutto, secondo me è una squadra che può arrivare lì. Però il campionato quest'anno è molto uniforme, ecco, parliamo così, ecco. Quindi, però noi siamo gli ammazzagrandi, li ammazza della prima in classifica, abbiamo già battuto il Vipo quando era primo in classifica e oggi il Vittorio. Quindi... Allora, per concludere, se dobbiamo fare una piccola esamina, le prime 2 in classifica hanno perso tutte e 2 perché ieri la Salute ha perso addirittura contro l'ultima in classifica, il che vuol dire che non c'è niente di scontato. Chi dava quel 0-0 come un campanello d'allarme, insomma, deve ricredersi alla luce dei risultati. Come ho detto, il campionato è molto uniforme, nel senso che le squadre adesso si sono anche rinforzate a dicembre e sarà un bel girone di ritorno, sarà un nuovo campionato praticamente da disputare. Allora, visto che ha quel bel cappellino rosso in testa, facciamo gli auguri ai tifosi ma anche penso a tutti i portogruaresi. Sì, il Portogruaro noi faremo di tutto perché meriti il posto giusto. Bene, allora grazie Presidente, auguri a lei e auguri a tutti i tifosi. Grazie.